Le speranze e le paure per il vertice a Bari dei responsabili delle finanze del G7. A Dnipro, in Ucraina, è aperto l'unico museo della guerra al mondo che documenti un conflitto ancora in corso. A Milano una mostra ricorda il genocidio degli armeni, il primo del XX secolo. L'abisso di Hranička Propast in Repubblica Ceca, l'esplorazione della grotta sommersa più profonda del mondo. Drago Jančar, lo scrittore sloveno più letto nel mondo, racconta e spiega i timori e le fobie della Mitteleuropa. Dopo il Giappone, l'Italia a presiedere il gruppo dei 7 da gennaio di quest'anno e dopo Sendai e Bari ad ospitare il prossimo fine settimana la riunione dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali di Francia, Stati Uniti, Bretagna, Germania, Giappone, Italia, Canada e Unione Europea, membro non enumerato. Una città blindata con misure di sicurezza straordinarie, pronta ad arginare il trattato di Schengen. Sarà sospeso le prevedibili contromanifestazioni con partecipanti provenienti anche dalla vicina Grecia. E sarà il primo vertice del dopo Brexit, la cui eventualità fu definita dagli stessi ministri economici del documento finale di Sendai un vero shock per l'economia mondiale. Sappiamo poi come è andata a finire e se allora il referendum britannico assieme a terrorismo e manipolazione della politica monetaria costituivano le preoccupazioni per l'instabilità mondiale, i temi di Bari coinvolgeranno inevitabilmente nuove e vecchie questioni globali. Crescita, occupazione, disuguaglianze, i 3 macro temi che questo G7 di Bari affronterà. Sono occasioni utili, che gli europei si parlino con gli americani, i giapponesi, a questo punto anche gli inglesi che sono fuori dall'Europa in maniera informale è utile, più di quanto sembri da fuori. Non si prendono grandi decisioni, ma si tiene quel filo di contatti che è importante. Adesso con la nuova presidenza americana diventa ancora più importante, quindi sono occasioni preziose, un filo di dialogo da tenere presente per governare questo mondo così complicato e pieno di tensioni. L'Europa e l'America a confronto dopo la tentazione di Washington di applicare dazi alle merci in arrivo dal vecchio continente, in funzione soprattutto antitedesca, protezionismo e nuovo ordine politico troveranno posto tra i temi di Bari. A confronto anche le visuali politiche sui tassi, quelle di interesse in crescita in America, in Europa Draghi ha preso decisioni differenti. Negli Stati Uniti, dove buon per loro l'economia va meglio, i tassi di interesse crescono un pochetto. Invece Draghi ha detto chiaramente che in Europa per il momento non se ne parla, il che è un bene per il governo che continua a finanziarsi a tassi molto bassi, però è un segnale di un'economia ancora in grande difficoltà, una domanda che latita, e non sono un segno di anormalità dei tassi così bassi. Web tax è invece il tema annunciato dal nostro ministro Padoan, tassare le nuove e soprattutto grandi imprese nate con l'economia digitale. Questo è un tema del presente e del futuro fondamentale. Queste grandi compagnie americane, Google e compagni, spostano i profitti dove la tassazione è più bassa. Questo non va bene. Bene fa l'Italia a cercare un accordo internazionale perché queste aziende paghino il giusto. Senta, l'occupazione è un tema che comunque tocca tutti e per tutti è un vero problema. Secondo lei nei prossimi anni che speranze ci sono? Di occupazione si parla sempre, anche troppo, e si fa forse anche troppo poco. Ma qui la situazione è molto diversa perché il quadro americano è molto buono, il quadro tedesco è molto buono, quello inglese è discreto, la Francia zoppica un po' più, i grandi malati siamo noi. È da noi che la domanda interna è assolutamente insufficiente per creare lavoro. E il timore è che rimanendo queste politiche austere così forti, il rischio di rimanere a lungo in una crescita molto modesta e con tanti disoccupati c'è. Ci sono i resti di un carro armato distrutto nella battaglia di Debaltseve, un BTR colpito a Ilovaisk, lamiere squarciate dell'aeroporto di Donetsk, raso al suolo da colpi d'artiglieria, e poi i cartelli delle località in cui si è combattuto ferocemente e tuttora si combatte. Eccolo il museo della guerra che da poco ha aperto i battenti a Dnipro. Ancora un museo su una guerra contemporanea, con la particolarità, che forse lo rende unico nel mondo, di raccontare un conflitto tuttora acceso, che si combatte a un paio d'ore di macchina da qui. Svitlana Kapustina è una delle responsabili del museo.
L'idea del museo è venuta all'Associazione dei Veterani di Guerra, viene a vederlo gente di tutte le età, perché questo non è un museo di storia o di qualcosa di lontano, ma parla dei nostri amici, dei nostri vicini di casa, dei nostri parenti. Accompagnare la gente in visita è spesso un'esperienza molto forte, come quando nella sala dove sono esposte le foto dei caduti qualcuno mi chiede di aiutarlo a cercare un fratello, un compagno di scuola o un amico. Tutto ciò che è esposto nel museo proviene dai campi di battaglia. Sono oggetti portati dai reduci e raccolti dai volontari, ragazzi appena ventenni strappati alla spensieratezza e diventati improvvisamente esperti di armi, come Valery Nikanorov, che ha combattuto nel battaglione Donbass. Questo è un lanciagranate anticarro di quelli a spalla espandibile e questi sono bossoli di Kalashnikov, PKM e fucili da cecchino. Quando sono andato in guerra non avevo alcuna esperienza, non avevo fatto neanche il servizio militare. Le scolaresche in visita sanno della guerra quello che raccontano loro i genitori, sempre meno, ora che sono passati 3 anni e persino gli ucraini si sono assuefatti. Il museo serve anche a questo, a ricordare a tutti, a partire dai bambini, che l'Ucraina è un paese in guerra. Per cercare di rendere la visita un'esperienza immersiva è stato creato un video che viene proiettato a 360 gradi in una sala del museo. Natalia Kazan è tra gli autori del film. Questo video è un progetto unico, è l'unico film di guerra a 360 gradi fatto con immagini vere. Lo abbiamo fatto per mostrare alla gente come viviamo da 3 anni a questa parte. La guerra si sente qui a Dnipro più che in ogni altra grande città dell'Ucraina. Siamo a meno di 3 ore dall'artiglieria pesante, qui arrivano tutti i feriti e da qui partono i soldati. Questo è il punto di partenza per la guerra. Il film è stato realizzato con i filmati originali dei combattimenti. L'obiettivo è provare a far capire ai giovani che nella guerra non c'è niente di romantico o avventuroso. Yevgen Titarenko è il regista del film, ma è anche lui un reduce di guerra. Questo, dice, gli ha reso il più facile e doloroso al tempo stesso il lavoro. Penso che un progetto così lo possa fare solo chi ha vissuto la guerra sulla propria pelle, altrimenti viene fuori qualcosa di falso, di non realistico. Abbiamo fatto questo documentario per fare capire alla gente che non ha visto la guerra che cos'è davvero, che la guerra fa paura, che non è una cosa da guerrieri, non è come al cinema, è vita reale. Il flusso di scolaresche in visita è continuo. Le guide raccontano spesso eventi a cui hanno preso parte. Gli insegnanti, anche loro, ascoltano in silenzio e tutti sperano che arrivi presto il giorno in cui quello di Dnipro diventi come tutti gli altri musei della guerra del resto del mondo e si limiti a mostrare i cimeli del passato. Dimostranti nazionalisti hanno fatto irruzione nel Parlamento della Macedonia per protestare contro l'elezione del nuovo presidente dell'Aula. I dimostranti hanno aggredito e picchiato alcuni deputati dopo che i socialisti e i partiti della minoranza albanese hanno eletto come presidente del Parlamento Xhaferi, un deputato di etnia albanese. La Macedonia è senza governo da dicembre, quando il partito conservatore dell'ex premier Gruevski ha vinto nuovamente le elezioni, senza tuttavia i voti sufficienti per formare l'esecutivo. Il socialdemocratico Zaev è riuscito invece a formare una maggioranza con i deputati albanesi. Il presidente Ivanov ha tuttavia rifiutato di concedere a Zaev il mandato, perché nel programma di governo è previsto il riconoscimento dell'albanese come seconda lingua ufficiale del paese. 102 anni dopo, fiaccole nella notte di Yerevan, l'Armenia ricorda e chiede al mondo di ricordare. Al suo fianco quest'anno la comunità ebraica. A Milano, nel memoriale della Shoah, accanto al binario 21, ai vagoni della deportazione, una mostra racconta ciò che per anni non si è raccontato e che ancora il mondo fatica a raccontare. E lo fa usando la parola pronunziata da Papa Francesco e che nel 2015 costò il ritiro dell'ambasciatore turco accreditato presso la Santa Sede: genocidio. Siamo aperti per appunto creare gli anticorpi contro la violenza, contro la prevaricazione, contro i razzismi di tutti i tipi. 23 aprile 1915, come cala il buio, inizia il primo genocidio del XX secolo. 1,5 milioni le vittime. L'esercito ottomano, agli ordini dei 3 pascià ultranazionalisti dei giovani turchi, inizierà una deportazione di massa verso il cuore dell'Anatolia.
La sorte peggiore toccherà alle donne. Violenze sessuali inaudite durante le marce della morte nel deserto. Per farsi forza cantavano così. Poco conoscenza di quasi tutto il problema degli armeni, perché nei libri di storia non appare, o appare forse in 2 righe, ma tanti non sanno. Credo che far notare che ci siano state delle rotte ferroviarie. Quindi anche gli armeni venivano deportati in treno? Sì, e la linea era la Berlino-Baghdad. Arrivarono in città come Aleppo, che faceva un po' da campo di smistamento, e per lo più a piedi andavano in posti come Al-Raqqa o Deir, e lì ci fu la corrispondente della Auschwitz-Birkenau nel deserto armena. Vittorio Robiati Ben Daoud è da anni al fianco del rabbino Giuseppe Laras, voce fra le più autorevoli dell'ebraismo europeo. L'evento nasce da loro, dall'intellettuale armena Antonia Arslan e dal monastero San Lazzaro di Venezia, assieme a Casa Armena Idun e all'associazione Adeiwizzo. Diciamo che purtroppo a noi non stupisce più niente, perché abbiamo una cultura anche sulla pelle delle nostre famiglie. Noi siamo la prima generazione dei figli di chi ha passato la Shoah, quindi per noi... Qui passano ancora i treni, quegli stessi? Assolutamente, assolutamente. Devo dire che ho sentimenti molto strani trovandomi qui dentro, perché mia madre avrebbe potuto passare su questo marciapiede. Ci sono sicuramente persone che io da piccolissimo bambino ho conosciuto a Positano e sono passati su questo marciapiede. C'è qualcosa dentro di me che trema. Lui è il figlio di Armin Wegener, intellettuale tedesco che da militare in Anatolia fotografò l'orribile fine di massa degli armeni. Denunciò lo sterminio armeno e più tardi nel 1933 quello ebraico, scrivendo al Führer: oggi Armin Wegener è considerato giusto sia dagli ebrei che dagli armeni. All'inaugurazione dell'evento, che sino al 24 maggio propone anche dibattiti con ospiti internazionali come il linguista Cyril Aslanov, padre armeno, madre ebrea, l'ambasciatrice armena in Italia insiste. Abbiamo l'alto obbligo morale di non scordare mai ciò che è accaduto, del riconoscimento, perché solo chiamando quei tragici eventi con il loro nome potremo impedire che accadano nuovamente. Un dovere morale, una necessità, guardando le cronache di oggi e la carta geografica di ieri. Hranička Propast, una grotta che si trova a circa 300 km a est di Praga, è la cavità sommersa più profonda del mondo. Lo è da poco. Fino a settembre questo primato spettava al pozzo di Merro, nel Lazio, un abisso sommerso dall'acqua profondo 392 metri. In settembre un'equipe guidata dal celebre speleologo subacqueo polacco Krzysztof Starnawski, con l'aiuto di un robot filoguidato, ha esplorato la grotta fino a una profondità di 404 metri. Una misura però provvisoria. L'esplorazione si è fermata a questa misura perché non c'era più cavo. Le esplorazioni sistematiche dell'abisso di Hranička Propast sono iniziate nel 1963, quando i subacquei con le attrezzature di allora raggiunsero una profondità di circa 36 metri. Nel 2016 siamo riusciti a esplorare e certificare la profondità massima di 404 metri. Krzysztof Starnawski è stato il primo a superare il limite inferiore dell'abisso nell'ottobre del 2012, quando ha scoperto che sotto un restringimento e un tunnel verticale c'è un altro spazio più profondo. Gli speleologi si sono immersi fino a una profondità di 200 metri, dopo hanno usato il robot. La macchina però, durante le manovre per raggiungere la superficie, si è impigliata nel cavo che serve per teleguidarla e ora deve essere recuperata a una profondità di circa 300 metri. Il recupero dovrebbe essere fatto appena finite le piene primaverili. L'ambiente è oscuro, tenebroso, ma lì sul fondo ho avuto una sensazione euforica.
L'immersione in grotta fino a 200 metri è comunque un'impresa notevole, sia dal punto di vista scientifico che sportivo. Raggiunta la quota di lavoro, i subspeleologi possono rimanerci non più di mezz'ora, poi devono iniziare piano la risalita. Nella campana di decompressione sott'acqua devono restarci tra le 2 e le 4 ore. Abbiamo capito che un sommozzatore non può raggiungere direttamente il fondo. Per ora è impossibile, il limite di sicurezza è intorno ai 200 metri. Abbiamo però capito che possiamo continuare l'esplorazione utilizzando dispositivi subacquei. I geologi, studiando la composizione della roccia, stimano che l'abisso potrebbe essere decisamente più profondo. La grotta probabilmente potrebbe essere profonda fino a 1200 metri, ma se raggiungeremo i 500 metri saremo già felici. Hranička Propast è una particolarità geologica. Mentre la gran parte delle grotte è stata scavata dalla caduta e dallo scorrere dell'acqua piovana, Hranička Propast è stata creata dal basso verso l'alto da acqua calda piena di anidride carbonica che ribolliva dal profondo come in un geyser o un vulcano. A finanziare l'esplorazione è il National Geographic. Drago Jančar è probabilmente lo scrittore sloveno vivente più conosciuto in Europa. I suoi romanzi e le opere teatrali hanno avuto una grande fortuna soprattutto in Francia e nello spazio culturale tedesco. Classe 1948, ai tempi della Jugoslavia socialista, è stato uno dei pochi dissidenti ad essere incarcerato. Nel 1974, 3 mesi con l'accusa di diffusione di propaganda ostile. Abbiamo incontrato Jančar nel liceo sloveno di Trieste, dove agli studenti ha parlato di letteratura, ma anche dell'idea di Europa e della responsabilità degli intellettuali e della sua esperienza da dissidente. Stiamo parlando di un'altra epoca, del passato. Ogni tanto è però utile rinfrancare la memoria, anche per evitare che quei tempi ritornino. Vivevamo in un regime totalitario, seppure quello jugoslavo era sicuramente più mite, più liberale rispetto al modello sovietico. Comunque, su determinati temi, anche il regime jugoslavo reagiva allo stesso modo. Facevo parte di una generazione che aveva le sue radici familiari nell'esperienza partigiana e per questo retaggio libertario, ma anche per curiosità e per voglia di cambiare, siamo entrati in conflitto con il regime. Il passato totalitario, ma com'è il presente europeo della Slovenia? Negli anni 90 eravamo felici non solo per la caduta del muro di Berlino, ma anche per l'idea europea che cancellava i confini e con essi anche gli antichi rancori. Faccio presente che sono passati appena 25 anni e che ci siamo smarriti. Non sappiamo come affrontare la grande ondata populista che paradossalmente di fatto è creata proprio dagli antichi movimenti egalitaristi che sono stati la base dei regimi totalitari. Anche per questo è nostro dovere sviluppare l'idea europea. Per molti Jančar è il prototipo dell'intellettuale mitteleuropeo. Le sue opere riflettono l'esperienza storica e culturale di quest'area, ma come spiegare che oggi paesi come la Slovenia, la Croazia, Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria o la Repubblica Ceca non vogliono accogliere i profughi dall'Africa o dalla Mesopotamia? Bisogna capire le persone comuni. La gente di questi paesi dell'Europa orientale, che ha appena iniziato a vivere in libertà, si vede arrivare in casa questa massa di disperati. Bisogna naturalmente difendere i principi di tolleranza e solidarietà, ma bisogna però evitare di criminalizzare la gente comune. Si ha paura quando vede le immagini di milioni di persone che attraversano la via balcanica o il Mediterraneo. Anche tra le persone più tolleranti, persone che sicuramente non sono razziste o islamofobe, si insinua la domanda su qual è il limite. Sto parlando del limite quantitativo, su qual è il numero massimo di persone che possiamo ospitare.
In questo Jančar rimane un intellettuale di un'altra epoca, uno scrittore che non rinuncia al suo dovere di pensare moralmente un'epoca e di spiegare quest'epoca ai suoi contemporanei.